Anche la cerimonia dell'arrivo della fiaccola olimpica ad Agrigento si è adeguata allo stile flop di Agrigento, capitale della cultura. Il maltempo è stato determinante e di questo gli organizzatori e amministratori non hanno certamente alcuna colpa. Quasi che la cattiva sorte abbia proprio voluto farla sua in questo disastrato anno che ha trasformato la più bella città dei mortali in una piccola Cenerentola indifesa e saccheggiata. E anche ieri ritardi su ritardi e la gente che ha assistito, scoraggiata dalla pioggia, è stata veramente poca. Traffico impazzito con le periferie tagliate fuori dall'opportunità di raggiungere il centro, ma nonostante tutto una città quasi deserta, con gli agrigentini su tutte le furie per la impossibilità di transitare a causa di rallentamenti verificatisi ovunque. I tedofori erano veramente tanti e pare abbiano avuto la possibilità di portare la fiaccola per pochissimi minuti, una sorta di velocissima staffetta, insomma, e qualcuno pare altresì non abbia gradito che l'accensione fosse stata delegata ad una miss e non a qualcuno che di fatto rappresentava lo sport e i suoi valori. Di fatto dunque anche in questo caso tante lacune, ma anche questa è andata e di Agrigento, capitale della cultura, restano pochi giorni, per fortuna. Sindaco, ieri sera Agrigento è stata il fulcro di un evento importante con la fiamma olimpica, nonostante il maltempo, ecco, lei ha voluto fortemente che l'iniziativa si svolgesse. Un consuntivo di quella serata? Ma io dico soltanto un consuntivo è solo positivo, perché nonostante il maltempo, nonostante le condizioni meteo avverse, tutto sommato si è potuto portare a termine, forse magari con un'ora e mezzo di ritardo, però qualcosa di eccezionale per la nostra città, una delle città italiane che è stata proprio selezionata per questo evento proprio perché siamo capitale italiana della cultura. Ricordo che un agrigentino, Esseneto, fu vincitore di diverse Olimpiadi negli anni pare intorno al 400 a.C. Empedocle, l'uomo che parlava col fuoco. Qui, molti secoli prima di noi, visse un uomo che guardava il mondo come si guarda un enigma d'amore. Si chiamava Empedocle. Diceva che tutto esiste perché 4 elementi ballano dentro di noi: terra, aria, acqua e fuoco. E che ciò che ci tiene vivi è il modo in cui li custodiamo. Ricorda, sei fatto delle stesse cose di cui è fatto questo chiarore. Se lo onori diventi forza, se lo sprechi diventi cenere. Lo sport per Empedocle sarebbe stato questo: non vincere sugli altri, ma vincere la confusione che abita in noi, portare gli elementi in equilibrio, far correre il corpo perché il cuore smetta di scappare. Il fuoco olimpico che attraversa Agrigento trova in lui un compagno antico, la fiamma